Ciao a tutti e bentornati a Nuraghe. Oggi vi parlerò di una figura sospesa fra leggenda e mistero, di cui in Sardegna si è sentito parlare tantissimo, ma non si è mai stati in grado di stabilire se essa fosse mai esistita davvero. Paura, eh? La protagonista di questo video è Safemina Cabadora, o semplicemente Saccabadora. Il termine sardo Femina Cabadora significa colei che porta al termine, che porta alla fine. Si tratta di una donna che si incaricava di portare la morte a persone di qualsiasi età, nel caso in cui queste fossero in condizioni di malattia tali da portare la famiglia o esse stesse a richiederne l'intervento. Sostanzialmente era colei che applicava l'eutanasia. Effettivamente è strano che in Sardegna esistesse una figura del genere. Oggi parlare di eutanasia scatena grandi litigi, discussioni e polemiche ogni qualvolta che si affronta l'argomento, ma soprattutto fa riflettere che in Sardegna, isola fortemente legata alle tradizioni e alla cultura cattolica, fosse esistita una figura di questo tipo. Le storie raccontano che le pratiche di uccisione applicate dalla Cabadora non fossero mai le stesse. Era solita entrare nella stanza del morente vestita di nero e col viso coperto. Non è sicuro di come portasse alla fine le sofferenze delle persone o che cosa utilizzasse, ma i racconti narrano che soffocasse l'agonizzante con un cuscino. In altre storie era solito usare un bastone di ulivo, detto sumazzolo, colpendo sulla fronte o sulla nuca con un colpo secco, o in alcune varianti si dice usasse una sorta di martello di legno. Alcuni autori parlano che, come strumento per porre fine all'esistenza dei suoi assistiti, non usasse un martello, ma bensì un piccolo giogo, che veniva appoggiato sotto il cuscino del moribondo, al fine di alleviare la sua agonia. Altro rito che veniva compiuto era quello di togliere dalla stanza del moribondo tutte le immagini sacre e tutti gli oggetti a lui cari. Infatti si credeva che facendo così fosse più semplice e meno doloroso il distacco dello spirito dal corpo. Secondo l'antropologo cagliaritano Francesco Alziator, la Cabadora non aveva scopo di porre fine alle sofferenze dei moribondi con strumenti e modi inquietanti, ma bensì di cercare di accompagnarli alla fine della loro agonia tramite dei riti di cui si è persa la memoria. Quella della Cabadora non è l'unica traccia di applicazione dell'eutanasia in Sardegna. Difatti, alcuni classici latini riportano che in Sardegna gli anziani, raggiunta l'età di 75 anni, venissero portati in prossimità di un alto dirupo e poi gettati nello stesso. La motivazione non è ancora chiara, ma è possibile che questo rito fosse un'invenzione degli stessi autori per rispondere al problema della straordinaria longevità dei sardi. Sembrerebbe che durante il Novecento vi siano state le ultime 3 pratiche di eutanasia da parte di una Cabadora. Una nel 1929 all'Uras, in provincia di Sassari, una nel 1952 ad Orgosolo, nel Nuorese, ed infine una ad Oristano. Siamo arrivati alla fine del video. Voglio ringraziarvi di essere arrivati fino alla fine. Se volete approfondire l'argomento, vi lascio in descrizione dei link per acquistare dei libri sul tema. Ed ovviamente anche il famosissimo libro di Michela Murgia. Facendo così potrete supportare il canale, ma ovviamente potrete farlo anche iscrivendovi al canale, ovviamente, lasciando un like, commentando e condividendo questo video. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. A Zibiri!